Padova in avanti ancora. Questa volta la rimessa laterale per la Fenice, che muove palla con Schiavinato. Bui cambia lato, va da Mignola. Mignola in buca di prima per Davilla, riesce a tenere il pallone, lancia lungo verso Bui. Bui ancora, torna indietro al suo capitano Davilla. Davilla cambia lato, buona azione della Fenice. Mignola guadagna metri, la squadra di Landi, poi un rimpallo favorisce per la terza volta Deleva, che fa ripartire i suoi compagni. Ancora il pressing della Fenice che funziona. Schiavinato prova a girarsi, un rimpallo verso il tentativo di tiro di Mignola con il destro, non è neanche il suo piede, si guadagna comunque un buon calcio d'angolo. Angolo per la Fenice, Schiavinato calcia altissimo. Tanto pubblico oggi al Palacamin qui a Padova, in via Lisbona, sia dalla parte locale che ospite. Saranno circa 100 persone. Schiavinato prova a lanciare lungo per i compagni, nulla di fatto, può ripartire il calcio Padova. Il possesso palla ancora della squadra di casa. Schiavinato, grande giocata, va via un avversario. Schiavinato vuole andare al tiro, viene chiuso all'ultimo istante da un difensore. Sarà un corner dunque per la Fenice Venezia Mestre. Davilla va al tiro, altra deviazione di Deleva, altro corner per la Fenice. Questa volta Schiavinato prova al volo, schiaffeggia il pallone. Il Padova prova a ripartire in contropiede, sbagliano però il passaggio. La rimessa laterale per i nostri ragazzi con da Mignola che appoggia a Schiavinato, in buca per Bui. Bui prova a correre, Deleva bravissimo a tenere il pallone sulla linea e non farselo scappare. Schiavinato anticipa un difensore però concedendo la rimessa laterale alla squadra locale. Schiavinato, l'occasione, Deleva, poi Bui, salta il portiere, Bui, il gol di Geremia Bui, la sblocca la Fenice sull'errore difensivo del Padova. 1-0 per i nostri ragazzi. Il gol di Geremia Bui, 0-1 il punteggio, si sblocca la partita al 7° minuto. Si lotta ancora a metà campo, l'ultimo tocco di un difensore della Fenice, quindi si riparte del possesso palla della squadra di casa. Davilla recupera il pallone, lo perde, poi lo riconsegna ancora alla squadra di casa che prova ad andare in avanti, sbagliano però, recuperiamo il pallone ancora con Bui. Bui prova a spostarsi, torna indietro. Mignola carica al sinistro, anticipato, riparte il Padova. Allora attenzione all'azione bianco scudata, pericolosa in contropiede, fa buona guardia la difesa della Fenice. Pallone poi
va dalle parti di Baldresca, che lancia lungo, Schiavinato la mette giù di petto, non riesce poi a calciare, calcio d'angolo per la Fenice. Cambia decisione, rimessa dal fondo, dice il direttore di gara, aveva indicato prima il calcio d'angolo. Schiavinato, sfugge via un difensore, poi De Leva è bravissimo a rinviare lungo, pallone che arriva addirittura dalle parti di Baldresca, che lancia subito Mignola. Mignola sbaglia col mancino, regala palla al Padova che prova a ripartire. Lo farà con una rimessa laterale adesso la squadra di casa. Davilla, Schiavinato di petto, la mette giù, Schiavinato calcia, ancora una deviazione di un difensore del Padova, si tratta del numero 9 Pinato. Bui, Davilla, Bui, Schiavinato, serie di finte, Schiavinato ancora, Schiavinato va al tiro, chiuso ancora da Pinato che mette il pallone in fallo laterale. Davilla, Schiavinato da fuori, gran parata di De Leva, gran parata, poi il tiro di Mignola non trova alcuna deviazione, si riparte con ancora De Leva che batte lungo questa volta, ottimo anticipo di Bui. Davilla, Schiavinato va via sul sinistro questa volta, Schiavinato, Kevin la mette al centro, salvataggio clamoroso sulla linea, clamoroso salvataggio sulla linea, superazione di Schiavinato. Cambio per Mister Landi, dentro Ceci, è uscito Mignola. Bui di testa, appoggia Davilla che viene anticipato, ancora Schiavinato, in piedi anche Puleo. Davilla si guadagna una rimessa laterale. Rimessa dal fondo poi per Baldresca che batte lungo subito l'uscita di testa, bravissimo De Leva a mettere in calcio in fallo laterale. Pallone per Schiavinato, finta Schiavinato, De Leva ancora, gli sfugge il pallone ma poi lo recupera, bravissimo Marco De Leva. Riparte il Padova, lancio lungo, colpo di testa del numero 6, poi due volte ancora ci arriva Marcuzzi, pallone poi uscito in fallo laterale. Bui appoggia a Ceci ancora per Bui per Davilla, cambia lato, sbaglia il passaggio, Ceci prova a rimediare, poi Davilla commette fallo e si prende il giallo, non può far altro che stendere l'avversario. Giallo per il nostro capitano Simone Davilla. Il calcio di punizione pericoloso adesso per i padroni di casa. Parte il numero 9 Pinato, è uno schema non riuscito, il pallone era diretto a Fuselli, malinteso tra i due, e allora riparte ancora Baldresca, altro lancio lungo, Simeon di testa appena entrato, trova ancora la respinta di De Leva. Puleo, Schiavinato, 1-2 che non si chiude. Riparte il Padova ma il pallone è uscito, rimessa laterale sempre per la squadra locale. Ancora il possesso palla
mal gestito qui dal Padova con un lancio lungo, regalato il pallone a Baldresca. Qui Fenici in avanti con Ceci. Ceci si sposta il pallone, un rimpallo su di lui, Puleo la gestisce. Schiavinato guadagna la rimessa laterale. Puleo, Ceci. Possesso palla del Lantenore che ne esce scusate, del Calcio Padova. Sono confuso tra le due squadre. Con buona uscita al pressing, però poi la Fenice recupera. Bui! Schiavinato, calcia subito il gol di Kevin. Il gol del 2-0 che va a dedicarlo a Franzoi, che è rimasto fuori per infortunio. Subito il raddoppio della Fenice. 2-0 Kevin Schiavinato. E adesso altro cambio per Mister Landi. Esce proprio Schiavinato, che ha appena segnato il 2-0. Entra Gianmaria Del Basso. Altra azione in contropiede dei padroni di casa, fermata da Puleo che prova ad andare in avanti ma subisce il fallo. 1-1 i falli finora. Ceci, Puleo rischiando qualcosa, poi Del Basso ancora per Ceci, gestisce male il possesso palla alla Fenice. Regaliamo palla ai padroni di casa del Calcio Padova, che adesso però andare in avanti con questo lancio lungo fuori misura. Prova a arrivarci Simeon di testa, nulla di fatto, pallone per De Leva. Continua il pressing della Fenice intanto, che mette in difficoltà il possesso palla dei padroni di casa, che però adesso ne escono molto bene. Grande azione dei padroni di casa, lancio troppo lungo per il numero 6 Marcuzzi, che non ci arriva per pochissimo. Bella l'azione, comunque brutta invece quella della Fenice con Ceci. Baldresca è chiamato a fare la prima parata importante del match. Puleo, Ceci, muove palla, ancora la Fenice. Puleo, Del Basso, si guadagna la rimessa laterale. Del Basso prova a imbucare con il destro, sbaglia il passaggio, riparte il Calcio Padova, sempre con Marcuzzi che prova a scivolare col mancino. Nulla di fatto, palla a Baldresca. Poi Del Basso prova ad andare via in mezzo a due, palla, dice il direttore di gara. Quindi è ancora in avanti la squadra di casa, fermata da Puleo, 2 contro 2, Puleo va via sulla sinistra, poi un rimpallo sfortunato su Alberto Puleo. Quindi riparte la squadra di casa con Pinato pronto a battere la rimessa laterale. Si stacca De Leva, va avanti il Calcio Padova con il portiere di movimento che sbaglia il passaggio e guadagna una rimessa laterale. Si era avventurato fuori dai pali De Leva. Brutto passaggio qui dei giocatori della Fenice, devono rimediare. Qui Del Basso si guadagna una rimessa laterale. Ceci sbaglia la battuta, controfallo. Time out per i padroni di casa, lo chiama Mister
Ferraro Salvatore. Fenice che non riesce a sfruttare dunque la rimessa laterale. 2-0 per i nostri ragazzi. Siamo circa al 18esimo del primo tempo. Il verdetto delle prime giornate di questo girone sono Calcio Padova Petrarca 3-3, Fenice Città di Mestre 7-0, Città di Mestre 3, Atletico Pressana 4. Non si è giocata ancora Petrarca Fenice, che si gioca lunedì 5, doveva giocarsi il 20 maggio. E sempre oggi c'è Atletico Pressana contro Petrarca alle ore 17. Si riparte dunque dopo il time out con il possesso palla ancora della squadra di casa, che è sotto per 2-0. Qui si lotta sul pallone in difesa, Puleo a lottare anche con due giocatori, ne esce la Fenice adesso con un fischio del direttore di gara, perché c'è stato, credo, un fallo visto dal signor Enrico Magro della sezione di Padova. Vediamo da dove si riprende. È Rocco su Vanzetto sul punto di battuta. Secondo fallo dunque della gara del Padova di questo primo tempo. Uno l'ha commesso la Fenice, che è costato anche un giallo a Simone Davilla. Altri cambi tra poco per Mister Landi, dovrebbe trattarsi di Christian Rocchi, pronto a entrare. Il pallone è uscito intanto. Ancora Padova in avanti, ma Del Basso recupera la sfera solo per un momento, però la recupera poi Puleo, ancora in avanti per Rocchi, che è appena entrato sul terreno di gioco, va a sostituire Simeon. Vanzetto batte verso Rocchi, Rocchi prova a girarsi in mezzo a due, arriva anche Del Basso vuole girarsi anche lui sulla destra, ce la fa, però perde il rimpallo. Rimessa laterale. Ancora calcio Padova e ancora Fenice, che però rimane in alto a pressare. Funziona il pressing della Fenice, che fa commettere errori ancora la squadra di casa, errori di passaggio. Fenice che è andata subito al raddoppio, vuole cercare addirittura anche il 3-0 subito. Del Basso si gira in mezzo a due, commette fallo nel tentativo di riconquistare palla, quindi va a pareggiare il conto dei falli. 2-2. 22esimo circa. Si stacca Deleva, che prova ad alzarsi, perde il pallone, la porta è vuota. Del Basso ci mette troppo a cercare di calciare da lontano, chiedeva il fallo invece Deleva. Qui c'è un rinvio lungo, Baldresca non ha problemi a controllare la sfera.
e rilancia ancora una volta a lungo verso Del Basso, che lascia sfilare il pallone, non lo trova più però. Ancora pressing Fenice, Puleo di petto, il colpo di tacco di Rocchi ancora per Puleo, bella azione, la porta rimane vuota e poi spazzano via il pallone i difensori del Padova. Applausi del pubblico della Fenice, super azione dei ragazzi di Mister Landi che però non riescono a finalizzare. Ancora Puleo in avanti, calcia, trova deviazione, calcio d'angolo. 2-0 il punteggio, 2-2 i falli. Puleo dalla bandierina, Del Basso sposta il pallone e calcia e trova il gol Gianmaria Del Basso. 0-3, azione da corner. Il 3-0 di Gianmaria Del Basso, che ora esce, rientra in campo Antonio Mignola. Deve ripetersi però il calcio d'inizio dalla metà campo. Puleo, Mignola di prima per Rocco, Vanzetto, ancora Rocco si allarga, De Leva è bravo e rilancia subito, bravissimo anche Puleo di testa a anticipare questo lungo lancio. Ancora Fenice in avanti con il pressing, ci avviciniamo alla chiusura del primo tempo con la Fenice in vantaggio per 3-0, ancora circa 5 minuti da giocare. Sempre il solito pressing della Fenice con Vanzetto che si riconquista un fallo laterale. All'indietro c'è Puleo che riceve la sfera, allarga per Mignola ci pensa un attimo, sale il pressing del calcio Padova, Vanzetto allarga per Puleo sbaglia il controllo del pallone, poi il pallone passa lo stesso, Mignola cerca Rocchi che non riesce a riconquistare il pallone ma si guadagna comunque una rimessa laterale. Torna indietro da Vanzetto imbuca centralmente, ancora Mignola, insiste l'azione, la squadra della Fenice, nulla di fatto su questo passaggio in verticale. De Leva ci arriva e batte lungo anche lui, colpo di testa all'indietro anticipato da Rocchi, poi Vanzetto, Mignola in anticipo, si lotta su adesso su ogni pallone, rischia il calcio Padova, all'indietro De Leva, alla fine con le mani rilancia ancora lungo, ancora una volta Valdresca senza problemi, lancia lungo anche lui, Rocchi non ce la fa a metterla giù. Pronto a rientrare il capitano Simone Davilla, vediamo al posto di chi. Rocchi, bello il passaggio per Vanzetto, viene anticipato in scivolata da Pinato. Calcio d'angolo per la Fenice, ecco il cambio, fuori Puleo, dentro Davilla. Il corner per la Fenice, Mignola col mancino, spara largo. De Leva, lancio lungo, colpo di testa di Mignola, fuori. De Leva in avanti, sbaglia il passaggio. Ancora il possesso palla della Fenice, e stavolta il Padova che alza il pressing. Mignola sbaglia nel tentativo di andarsene da solo, poi recupera una palla
Errore gravissimo qui dei ragazzi della Fenice che hanno provato a uscire da questo pressing. Poi Baldresca in tuffo impedisce alla palla di schizzare in corner. Ancora calcio Padova in avanti, ma ancora la difesa della Fenice. Qui brutta scivolata e cartellino giallo per Pinato, che ha rischiato tantissimo con questa gamba alta. Chiede scusa al nostro Vanzetto, che ha rischiato di essere travolto. Cartellino giallo per il numero 9. Pallone uscito qui, quindi aggiorniamo il tabellino dei falli. Falli 3 dei locali, 2 degli ospiti. Televa esce ancora una volta, palla al piede, lancia lungo, troppo lungo, riparte Baldresca. Anche qui un errore di impostazione della Fenice e altro errore del Padova. Serie di errori adesso da parte di tutte e due le squadre. Davilla prova ad andare via da solo sulla destra. Davilla cambia gioco, Bui appoggia il gol del 4-0. Cristian Rocchi, azione bellissima questa della Fenice. Bellissima azione della Fenice. Cristian Rocchi. Fenice che proprio verso lo scadere del primo tempo cala il poker. E qui Televa, gran parata sull'azione sul sinistro di Mignola. Bui carica il sinistro, destro, deviazione. Ancora Mignola da corner, ancora alto però. Televa prova a ripartire. Palla al proprio capitano che lancia lungo, sbaglia, però un rimpallo favorisce ancora Televa, che chiede il lancio lungo, invece appoggia ancora al capitano del Padova che sbaglia. Schiavinato se ne va via. Schiavinato, bravissimo Televa, allunga la gamba in scivolata e blocca il pallone. Lo aveva spiazzato Schiavinato. Ci è arrivato Marco Televa. Bui cambia gioco, si va da Schiavinato, finta Schiavinato, prova a entrare, cade, non c'è fallo, dice di alzarsi il direttore di gara. Poi il fallo commette Schiavinato e si becca un giallo. Giallo per Schiavinato, terzo fallo della Fenice. 3 cartellini gialli, 2 per la Fenice e 1 per il Padova. Qui Bui recupera il pallone è uscito, rimessa laterale, si gioca ancora. Abbiamo perso il conto del minutaggio, c'è anche un minuto da recuperare per il time out chiesto circa la metà del primo tempo dall'allenatore del Padova, Salvatore Ferraro. Ancora Schiavinato con le finte, Bui può caricare il mancino, Televa va in presa sul primo palo e fa ripartire i suoi giocatori. Schiavinato recupera ma non bene del tutto il pallone, allora il Padova in avanti con la scivolata di Mignola a chiudere il numero 11 Zambonin. Batte lui la rimessa all'indietro.
Poi arriva il tiro improvviso del numero 10 Veller, senza successo. Finisce il primo tempo, credo, proprio adesso. L'arbitro attende il rinvio di Baldresca, dal fischietto in bocca, e finisce qui. Il primo tempo la Fenice in vantaggio per 4-0. Ci vediamo tra pochissimo.
Rieccoci qui collegati dal Pala Cabin di Padova per il secondo tempo tra Calcio Padova e Fenice Venezia Mestre. Si riparte dal 0-4, 4 gol di vantaggio per la squadra di Gabriele Landi in questa giornata di Coppa Veneto categoria Under 17. La Fenice ha già vinto la prima contro il Città di Mestre, quindi Fenice che con questa vittoria, se riesce a portarla al termine, si porterà a 6 punti, ne ha già 3. Quindi subito un calcio di punizione adesso per la Fenice appena fuori dall'area. Credo ci vada Vanzetto sul punto di battuta. Fuori ci sono Ceci del Basso e Simeon. Cambio portieri intanto anche sia per la Fenice che per il... no, per il Padova no, scusa. Attenzione al giro palla, Simeon pizzica il pallone. Non riesce a calciare correttamente con il mancino Pippo Simeon. Ha provato lo schema su punizione la Fenice. Padova in avanti, la parata di Zanotto. Ceci dribbla 2 avversari, Ceci, poi Simeon cambia lato, che superazione della Fenice e super doppia parata di Deleva. Vicino al 5-0 la Fenice. Simeon, che parata di Deleva ancora con i piedi. Poi Ceci, contropiede del Calcio Padova, rallentato però dal numero 9, poi l'errore di fraseggio dei difensori di casa. Zanotto, lancio lungo verso Simeon che è solo, riesce a metterla giù a calciare, fuori di poco col mancino, fuori di poco ma c'è una deviazione, corner per la Fenice del Basso. Ceci porta il pallone sul sinistro, se l'allunga troppo, spazzano via i difensori del Padova. Si riparte da Zanotto, del Basso, Vanzetto, Ceci non riesce ad arrivare su questo filtrante di Vanzetto. Ancora possesso palla del Calcio Padova che prova a usare il quinto di movimento adesso. Quando può, Deleva avanza fuori dalla porta dei pali. Simeon si gira, Simeon questa volta prova al destro, spara fuori, non riesce a trovare il centro, lo specchio della porta. Poi avanza ancora il Calcio Padova con il numero 7 che va al tiro, questa volta è Zanotto che va a parare e a concedere il corner porzionato, occasione per lui. Il pallone adesso viene gestito in questo calcio d'angolo dal Padova, però Del Basso capisce tutto, ancora Del Basso a lottare sul pallone che rimane lì a metà. Alla fine il pallone viene messo fuori dal Calcio Padova. Vanzetto, Ceci scivola, riesce a recuperare la sfera. Del Basso vuole girarsi e poi bravo Vanzetto a mettersi davanti al difensore, a far uscire il pallone e a guadagnarsi una rimessa laterale. Simeon qui commette fallo, cercava l'anticipo su Marcuzzi.
primo fallo del primo tempo anche per la Fenice, dopo quello del Padova. Lungo lancio di De Leva, facile presa per Zanotto, altro lancio lungo verso Vanzetto, che poi fa una grande imbucata per Ceci, chiuso dalla difesa del Padova. La rimessa è ancora per la Fenice. Eccolo qui ancora De Leva che esce dalla propria porta, prova a impostare l'azione ma non riesce a passare correttamente la sfera. Qui c'è un lancio lungo con Simeon che commette fallo. Ancora De Leva, finta su Simeone, avanza De Leva. De Leva si guadagna una rimessa laterale. 4-0 Fenice, 2 falli Fenice, un fallo fatto dal Padova in questo inizio di primo tempo. Sono passati 6 minuti. De Leva carica il destro largo. Zanotto allora con le mani. Simeon mette giù la sfera, prova ad andare via sulla sinistra, palla però in fallo laterale. Quattro cambi pronti per mister Gabriele Landi. Si tratta di chi ha iniziato, di chi c'era anche nel primo tempo. Hanno giocato praticamente tutti adesso con l'ingresso di Zanotto. I 12 convocati da mister Landi. Ci sono Puleo, Mignola, Bui e Schiavinato. La porta rimane vuota intanto sull'errore di De Leva. E poi il numero 7 spazza via il pallone. Scampato pericolo in difesa per il Padova. Quindi Ceci del basso carica il destro, chiuso De Leva con i pugni in uscita, poi Bui mette giù la sfera, Bui la poggia al centro, è riuscito ad entrare Bui al posto di Vanzetto, ma non ancora gli altri cambi. Adesso quindi Rocchi, Mignola, rimane solo Puleo, quindi uscirà del basso. Bui porta avanti il pallone, uno sguardo in avanti, il sinistro De Leva, respinge ancora De Leva, in due tempi fa sua la sfera, lungo lancio, Mignola con il petto, la mette giù, si porta avanti il pallone, calcia al volo, fuori di poco, il tentativo di Mignola. De Leva. Si lotta a metà campo adesso con Rocchi che riconquista la sfera. Bui, gran pallone per Rocchi, poi un rimpallo favorisce la difesa di casa che fa fatica, ha incredibile passaggio poi di Bui che non riesce a trovare la porta. Regalo della difesa clamorosa qui, opportunità per la Fenice sprecata. Puleo. E poi
Rocchi non riesce a passare correttamente il pallone. Padova che batterà un'altra rimessa laterale davanti alla propria panchina. Qui Zanotto non ha difficoltà a recuperare questo passaggio sbagliato dal Padova. Lancia lungo Tommy Zanotto, convocato in nazionale Under 17 e esordio in prima squadra in Serie A2. Annata molto importante per il nostro Tommy Zanotto. Qui non si chiude il triangolo tra Rocchi e Mignola. Rimessa laterale per il Padova. De Leva lancia lungo, questa volta non trova nessun compagno libero. Pallone che sbatte sul muro e Zanotto pronto a ripartire. 10° minuto in corso, ne mancano altri 20. Fenice in vantaggio per 4-0, finora nessuna rete nel secondo tempo, però parate sempre importanti di De Leva e anche una di Zanotto. Qui Rocchi cerca il sombrero, poi finisce per commettere fallo. Calcio di punizione. Fenice che deve fare attenzione, commette già 3 falli. Bui prova a calciare, il pallone rimane in campo dopo una deviazione. Pallone per Puleo che calcia, la parata di De Leva. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo. La prossima palla per il Padova, ci sarà un time out già chiesto dal... Poi al volo, palo clamoroso di Mignola, il pallone che è uscito, palo esterno, bellissimo colpo al volo di Mignola, c'è il time out. Time out. Però il pallone dice che era rimasto in campo. La panchina della Fenice diceva che il pallone non era uscito. Ormai l'arbitro ha deciso. Time out ancora, come nel primo tempo. Chiesto da mister Salvatore Ferraro. Scade il time out, si riparte con il rinvio dal fondo dopo il palo colpito da Mignola. Ricordiamo che alle 17 tra poco inizia anche Atletico Pressano contro Petrarca. Tutte squadre nel nostro girone. Mignola va in avanti, calcia fuori di poco, ancora Mignola, va vicinissimo al gol. Puleo qui salta l'avversario, carica il destro, De Leva lo chiude sul primo palo e poi lancia lunghissimo, non riesce allo stop a un suo compagno. Rischia qui tantissimo poi la Fenice sul pressing del Padova. Zanotto blocca la sfera e la dà praticamente a De Leva.
che lancia anche lui lungo e la riprende Zanotto. Scambio di palloni continuo tra i due portieri. Alla fine decide di giocare basso con la serie di finte di Bui, che però mette il pallone fuori. Triplo cambio pronto per Mister Landi. Ceci, Schiavinato e Davilla pronti a entrare. Contropiede possibile per la Fenice. Mignola in scivolata, poi tocca a lui per ultimo la sfera che finisce fuori. Intervento difensivo credo del numero 8 del Padova, fatto sì che Mignola calciasse fuori. Ancora Mignola, sbaglia il controllo della sfera, però Rocchi anche lui si allunga troppo il pallone. Fallo laterale difensivo per il Padova, con il solito Deleva che si stacca per ricevere il pallone, non viene servito però dai suoi compagni. Zanotto, metà del primo tempo, giocati 15, ne mancano altri 15 di minuti, due tempi da mezz'ora, non c'è il tempo effettivo, lo sapete, in questa categoria under 17. Mignola con il destro, Deleva, parata pazzesca questa volta in scivolata, ha alzato il braccio sinistro e ha deviato il pallone di Mignola in fallo laterale. Rocchi va al tiro, respinto, poi Zanotto passa correttamente il pallone a Geremia. Bui che ha segnato il gol importante, cioè quello che ha sbloccato il match. Deleva passa il pallone sulla fascia destra e Rocchi in scivolata concede il corner. Esce adesso Rocchi e rientra Schiavinato. Calcio d'angolo per il Padova. 1-2 che non passa per un'altra deviazione. Bui viene chiuso, il fallo laterale, riparte la Fenice adesso con Mignola pronto a battere. Schiavinato riceve il pallone, se ne va via sulla sinistra. Kevin salta il portiere sinistro, golasso di Kevin Schiavinato che fa doppietta. 5-0 per la Fenice. Grand contropiede personale di Schiavinato che salta il portiere con la suola e col sinistro manda il pallone sotto la traversa. (5-0) il primo gol nel secondo tempo è di Schiavinato, ne aveva già segnato uno nel primo. Ancora possesso palla del Padova adesso, che entra dentro la metacampo della Fenice. Sono in due, attenzione, per fortuna sbagliano il passaggio. Ha rischiato tanto qui la difesa della Fenice. Schiavinato prova a ripartire, Schiavinato si inciampa sul suo stesso dribbling, Kevin non riesce a proseguire l'azione, poi bravo però a recuperare sul suo errore. Rimessa laterale per il Padova, che vanno al tiro da lontano, poi il numero 10 in mezzo a tre addirittura a lottare sulla sfera, pallone poi giunge dalle parti di Zanotto che lancia a lungo, Davilla bellissimo per Ceci, Ceci è solo, Ceci si allarga, Ceci la mette sotto l'incrocio. 6-0, 6 come il suo numero di maglia. Gianmarco Ceci, gran gol col mancino, firma il 6-0.
al 19esimo. Contropiede del Padova, attenzione con il numero 2 che salta 2 avversari, la porta è vuota e segna il gol dell'1-6. Grande azione del Padova con il numero 10 che segna a porta vuota. Gianluca Veller ancora a lottare il Padova. Si è disunita un po' la Fenice dopo questo gol subito, si era spaccata i due la difesa ancora. 1-6 Schiavinato. 1-2 in campo aperto, Kevin la mette giù, Kevin De Leva se la ritrova sui piedi, lancia lunga De Leva, il colpo di testa di Davilla, ancora poi Ceci a metà campo, Schiavinato non riesce a ricevere il pallone, contropiede dell'Antenor, 3 contro 2, sono in 3 da soli e riescono incredibilmente a sbattere addosso a Zanotto, contropiede Fenice, Schiavinato, il pallonetto, De Leva e sulla linea salva il numero 6. Contropiede del Padova sbagliato clamorosamente, 3 contro Zanotto e 2 contro De Leva, sbagliano il gol anche la Fenice. Squadre lunghissime adesso, squadre lunghissime, contropiedi di continuo da una parte e dall'altra, tanti errori anche di precisione, le squadre sono stanche, forse soffrono anche il caldo che fa qui dentro. Qui errore di Davilla che va a prendersi il giallo, anche lui credo, no, non viene dato il giallo, prima era stato dato sempre a noi per un fallo simile a Davilla. Calcio di punizione, calcio di punizione pericoloso, dunque sul pallone c'è il numero 6 Marcuzzi, barriera a 1 per Zanotto che mette solo Schiavinato, parte Marcuzzi, è una finta, salvataggio di Mignola che poi spazza via la sfera. Ventiduesimo in corso, 8 minuti alla fine, 6-1 il punteggio. De Leva questa volta sulla sinistra, ancora De Leva, riceve l'1-2, Bui pesta il pallone ma lo fa toccare per ultimo al numero 10, allora Zanotto fa ripartire Schiavinato, Davilla, Schiavinato, ancora Davilla, Schiavinato riceve non bene però, quindi Davilla deve sbarazzarsi del pallone, fa una finta, si accontenta della rimessa laterale. Schiavinato, serie di finte, Bui non riesce a passare il pallone a Schiavinato, Zanotto allora ancora Bui, torna indietro da Schiavinato, chiede di salire a Zanotto, Bui, Schiavinato, serie di finte, salta 2 avversari, allarga Ceci, la Fenice sbaglia un gol clamoroso con Ceci e Davilla soli. Zanotto allora, sbaglia ancora la Fenice in difesa, Bui recupera e serve Schiavinato che calcia forte addosso a De Leva che poi si ritrova ad fronteggiare il tiro, salvataggio sulla linea, sul tiro di Bui, vicino alla doppietta anche Geremia. Eccolo qui il quinto di movimento, Zanotto, adesso è la Fenice che sfrutta il power play, il portiere di movimento, Zanotto, bel passaggio per Davilla, la mette al centro, chiuso da un difensore del Padova. 5-6 minuti alla fine. La porta rimane vuota, calcia il Padova ma calcia largamente fuori, allora Schiavinato controlla che il pallone esca. Zanotto, Bui, sale ancora il portiere della Fenice, Schiavinato,
Zanotto viene anticipato, il pallone resta vivo ma non riescono a calciare con la porta vuota i giocatori del Padova. E ancora Zanotto per Bui per Schiavinato, il pressing del Padova. Schiavinato sbaglia ancora il passaggio, regala palla al Padova. Bellissima azione della Fenice adesso e riusciamo a sbagliare ancora un gol in 3 contro 1. Manca proprio la lucidità dell'ultimo passaggio dell'assist. Pallone qui che esce in fallo laterale, Zanotto che si porta già oltre la metà campo per ricevere la sfera. Bui Zanotto, ancora Zanotto sulla sinistra, Schiavinato, va da Bui, Schiavinato, salta l'uomo, appoggia a Bui, salta l'avversario, Bui la mette al centro, Zanotto, il gol di Tommy, Zanotto, 7-1. E cambio portiere per l'Antenore, per il Padova, scusate, confondo sempre le due squadre. Qui è entrato il numero 12, Matteo Tosarello. Qui Davilla vince un rimpallo, si guadagna la rimessa laterale quando ormai siamo giunti agli sgoccioli della gara. 7-1 per la Fenice, 27esimo in corso, 3 minuti da giocare. Ceci si guadagna lui la rimessa laterale adesso. Fenice che non sembra più intenzionata a rimettere il quinto di movimento. Chiama i cambi mister Landi. Puleo, Rocchi del Basso e Simeon, quindi per questi ultimi 2 minuti e mezzo che rimangono da giocare. Simeon del Basso cerca Puleo che non riesce ad arrivare sul pallone, allora del Basso carica il destro, traversa e linea, pallone non entra. Rocchi non riesce a controllare la sfera, adesso sì, si gira il nostro numero 5, Simeone solo, e la parata del neoentrato Tosarello che rilancia i suoi compagni. Puleo perde il rimpallo, Zanotto para del Basso, difende la sfera, il pallone rimane lì, esce in corner. Due minuti alla fine, Fenice in vantaggio per 7-1, aggiunge altri 3 punti alla classifica di questo girone A di Coppa Veneto Under 17. Quindi manca la sfida con il Petrarca, che sarà lunedì 5, e poi contro l'Atletico Pressana. Calcio di punizione, Rocchi sulla sfera, Rocchi in buca per Simeon, il pallone non gli arriva. 1 minuto e 20 da giocare, del Basso scivola, rimpallo, poi Zanotto spazza via tutto.
rimessa laterale, battuto all'ultimo istante, era già arrivato al quarto secondo il direttore di gara. Poi Rocchi va a lottare sulla sfera, vince un rimpallo il numero 11 del calcio Padova, che poi viene steso a terra, calcio di punizione. E credo che si chiuderà qui la sfida se l'arbitro non farà recuperare quel minuto del time out. Dopo il calcio di punizione ci va il numero 9 alla battuta, Riccardo Pinato. Parte Pinato, è una finta, gioca ancora il Padova con questo tiro del numero 2, finisce fuori Valentini, calcio d'angolo dice il direttore di gara. Corner per il Padova. Altra rimessa laterale, fischietto in bocca per il signor Enrico Magro. Il tiro, la parata di Zanotto, e sulla paratona di Zanotto si chiude qui il match. 7-1 per la Fenice, che vince questa sfida di Coppa Veneto. Grazie a tutti voi per averci seguito, vi auguro